Gli ingredienti sono petto di pollo, farina, uova, pangrattato, sale e pepe. Controlliamo la temperatura del petto di pollo. Dovrebbe essere attorno ai 4 gradi centigradi. Condiamo entrambi i lati del petto di pollo con sale e pepe. Impaniamo con farina, uovo sbattuto, e copriamo con il pangrattato. Il pangrattato deve coprire bene tutti e due i lati del petto di pollo. Adesso le cotolette sono pronte per essere fritte. Serviremo delle patatine fritte come contorno. Prima di cuocerle, ammogliamole in acqua fredda. Le patatine impiegano più tempo a friggere. Mentre le patate friggono, iniziamo a friggere le cotolette in un'altra padella. Quando la parte inferiore avrà un bel colore dorato, useremo un paio di pinze per girarle. Continuiamo a girarle finché entrambi i lati saranno cotti. Una volta cotte, mettiamole in una placca e facciamole sgocciolare dall'olio. Facciamo la stessa cosa con le patate. Serviamo le cotolette con le patate come contorno.